Un'edizione da record, la numero 45 della Vogalonga, al via con il classico colpo di cannone alle ore 9 dal bacino di San Marco. I magnifici 18 sono coloro che, dalla nascita della regata nel 1975, non ne hanno saltato nemmeno un'edizione, un record. Eccone una testimonianza di chi ha vissuto ai remi in prima linea tutte le edizioni e ricorda anche lo scopo della manifestazione, attualissima ancora oggi. Siamo restati in circa 18 e auguriamoci di arrivare alla 50esima, alla 55esima, ma soprattutto di raggiungere l'obiettivo di far calare il famoso moto ondoso, ragione per la quale era stata concepita e voluta la Vogalonga dal vecchio e eccezionale Tony Rosasella. Dalla prima edizione sono cambiate molte cose. Invece delle vecchie barche raffazzonate che giravano a quel tempo, adesso ci sono agili mascarette, sciopponi velocissimi e soprattutto grandi barche con la vogale inglese. Un'iniziativa che ha conquistato il mondo. Inglesi, francesi, australiani che sono innamorati di questa manifestazione che effettivamente non ha pari. Maurizio Mauro, insieme agli altri 17, è pronto a vivere una nuova edizione, sempre con tante emozioni. Noi che abbiamo fatto tutte le 45 Vogalonghe siamo stati insigniti di cavalieri della Vogalonga già dalla 35esima. Un'altra tradizione, pure quest'anno puntualmente rispettata, è il pettorale numero 1, da decenni conquistato, dopo alcune notti trascorse di veglia al ghiaccio, dall'Associazione Venezia Libera con il suo equipaggio guidato dall'avvocato Francesco Mario Delia e Fabio Orlandi.